Zia Teresa, buongiorno. Ciao, mi dai. Ci stiamo preparando per Pasqua, mi dai. Farina, sale, acqua e lievito. 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 Quindi è un impasto, è un Sì, impasto. ma fa l'impasto per dottore. O tortana, o O tortana. dottore per Pasqua. Una mai. È venuta Pasqua. Ah, sì, Sai come? come si riceve? Mm. Se non è Pasqua, viene ma pesca. Troppa Pasqua viene ma pesca. Capito? Troppa Pasqua viene ma pesca. E poi è una cosa che le sai tu questo che si dice. Ah sì, segreti per fare un buono tortana. Ma facciamo un bello dottore, un bello rosso, che ne roba in. Mettiamo un po' di sale, donna qua, non mettiamo vicino, o se non cresce più. Ah, quindi intorno... Intorno alla farina. Mettiamo un po' di lievito. Ah, sì, acqua fredda? Lievito, io metto lievito, che già c'è il lievito. Direttamente in da farina. Sì. Ah sì, quanta farina stai usando? Io penso che avevo 1 chilo. 1 chilo? 1 chilo, mano, con c'è un mecca. Sì. Uno, io metto uno intero. Mi ha detto quanto può essere, sì, di acqua, così. Beh, altro mezzo. Un mezzo litro di acqua tiepida. Sì. Se va verso l'acqua mano a mano. Sì. Vediamo che se sto chiamando la farina. Siete tre, a che punto sta? Vedi, lo stiamo bastando, vedi? Ma mano a mano. Non si attacca chiuso, ma ancora, vedi? Si attacca. Ma fatica che i polsi però, vedi? Quando l'imbasta da un'immobile. Ecco, vedi? Mano a mano si sta andando vicino in mano, vedi? Deve essere bello lavorato. Sì. Sempre che i polsi. No che abbastatrice, voi esce dall'imbastatrice, li facciamo che in mano anticamente. Non c'è una bella di mamma nostra. Vabbè, lì certo l'imbastatrice aiuta però. Sì, che l'aiuta. Però guarda, mi si fatica in mano, non si fatica con l'imbastatrice. Ecco qua, vedi? Vedi? Dai bello morbido, soffice. Allora ci siamo, siete tre, vedo che è bello... Vedi, bello soffice. Mamma fa solo pesce. Vedi? Ma non te ne di più. E montiamo a crescere. Quanto tempo sì, lo farai crescere? Beh, sembra un'oretta ci vuole. Quindi è molto veloce perché comunque... Ma fa crescere e poi mettiamo a roba. Ecco fatto. Lo mettiamo a crescere. Anzi, consigliabile dove metterlo per far crescere? Mettiamo una bella addobbia a coppa. Hanno posto caldo che è da crescere. Siete tre, proprio attrezzato, troppo caldo secondo me. A me dai, tanti anni fa si devi coperta la coppa. E così facciamo un'altra volta. Se muore il figlio, ma mettere la coperta là, no vedi? Io facciamo crescere. Un'oretta e mezza. Un'oretta. Siete tre, ci siamo? A me è cresciuto, vediamo. Quando la coperta... Oh, guardalo qua. Prima guarda il mio mobile, guarda. Facciamo vedere, siete tre. Prima come è mobile. Eccola, Ecco fatto. Quindi poi si torna a impastare E io mi sono abbassato. e si sterna. Prima che scalò.
Guarda, me morbido, guarda. Anzi, ci fidiamo di te perché possiamo solo vedere. Ma mettiamo un po' che zone. Un po' di insonnia. E io Ci fai i vuole canzoni, per- ho fatto i canzoni. A Santa No, ma Squagliamento. Ansogna rindo tortene è obbligatoria. Per forza. Tanto è E vero. pure il pepe è obbligatorio. Tant'è vero, zia Teresa, si usa dire, quando a una persona gli manca qualcosa, si nu tortano senza ansogna. Cioè non si tortano, si nu tortano senza ansogna. Quindi è obbligatorio tortano canzoni. Ma quindi tu lavori l'impasto con le canzoni? Canzoni. Mi scappa. Anzi, domanda mia, ma così per curiosità. Sì, dici. Quando hai fatto l'impasto che poi l'hanno messo a crescere, Sì. si poteva mettere anche lì ansogna o... No, io metto gli stessi dall'impasto. no però quando fai No, l'impasto, no, cioè... no. Oi? Capirà tutto fatto, vedi? Io dicevo quando hai mischiato Sì. farina, eccetera, si può mettere con l'ansogno o è preferibile Ma mettere... può mettere, però io metto stesso in da farina. Cioè quando è messo... Quando Quando hai fatto fatto un basto io metto, però non si può mettere perché... E questo è il risultato. Ecco qua, vedi? Eccolo. Prossimo passaggio. Ma mettiamo tutta roba in... Un misto di salame. Salame, ciclo, formaggio, tutto. Vedi? Mettiamo tutto cosa in... A destra pieno. Guarda, guarda, voglio mangiare. È bello. Pieno. Le uova. Uova sode. Uova sotto. Il formaggio, un po' di formaggio. Mangio Sempre grattugiato la- sempre. Un po' di pepe. E facciamo la pizza. Poi abbiamo rota, vedi? E mettiamo un po' di zognette. Lo si unge di insogna. Sì. Ecco. Siete, andiamo alla chiusura. Ecco qua, vediamo. Ma chiudiamo. Facciamo il bello qui. Poi giriamo. Chiudiamo per bene, sai tutto cosa ha fatto. Metto sarà. Vai, mettiamo. Ecco qua. Ma ciò, è venuto un po' troppo cucina. O le fa proprio. Adagiato tutto nella ruota. E poi abbiamo abbondato. Poi logicamente si va a sistemare quando una volta va a Sì, è giusto, sì. E siamo pronti per l'inforna. Ah, vedi, il forno l'abbiamo scaffato, abbiamo appicciato tutti i mai. È già accesa, sì, perché se no non si poteva scaffare. No, appicciato la famiglia. Ah, lo vado ad aprire. Ecco qua. Anzi, quanti gradi deve cuocere? 180, sempre 180. Tempo? Un'oretta. Un'oretta. Ci vuole fra un'oretta. Ok. Ciao, torta no. Vedete, ci siamo? Ah, ma dai, sì. Di. Ecco qua, vedi? Te hai una bella faccia, devo essere sincero. Ma avrei come è venuto. Direi.
La crosta sopra l'ha fatta, la crosta. Anzi, salutiamo gli amici. A me dai, ho detto è finito. Si è anche raffreddato un poco. Si è raffreddato un po'. E quando manderemo a mano? Favorito, che vi ho consolato. Io ho detto, e vasca. Belle cine, ti.